Allora, Presidente Zaia in redazione per questo faccia a faccia inusuale. Visto che siamo in una redazione, Posso Presidente, dire buon lavoro, no? buon lavoro, sì, sì. E con l'augurio di buon lavoro del governatore del Veneto parte un nuovo spazio informativo, uno spazio all'interno del motore dell'informazione quotidiana della nostra emittente, la redazione. Questa mattina Luca Zaia con il direttore. Oggi sui giornali esce quello che abbiamo detto noi ieri sera in diretta: PDL e PD stoppano il referendum, Lega furiosa, parapiglia in aula. È furioso, Zaia? No, guardi, io penso che innanzitutto bisogna far chiarezza. Ieri non si votava sia l'indipendenza del Veneto o no all'indipendenza del Veneto, ieri si votava per l'indizione di un referendum. Il referendum è la massima espressione della democrazia, perché si chiede al popolo di esprimersi, però deve avere una base che è quella del rispetto delle idee di tutti, no? Visto che siamo in questo contesto, qual è secondo lei la sua opinione, ecco, sui media di oggi? Devono rinnovarsi, devono cambiare? Ma io direi che innanzitutto fanno un'azione utile alla società che è unica. Direi che il rinnovamento avviene con le nuove tecnologie, avviene con un'informazione che corre sempre di più, avviene con una televisione che è diventata sempre di più on the road. Sempre più sulla strada, sempre più a contatto con la gente, con i telespettatori, così come è Antenna 3. Al mattino ospiteremo i protagonisti dell'attualità, della cronaca o della politica. Con Luca Zaia è stata l'occasione per parlare anche del futuro della Lega. La Lega esiste ancora? Ma esiste sì, eccola qui. C'est moi, no? Come dicono i francesi. No, a parte gli scherzi, è la volontà di dire che la Lega magari sparirà. Uno dice, ma la Lega quanto durerà? Io non glielo so dire, io spero che duri molto. Ma anche se dovesse sparire il leghismo resterà. E così come abbiamo fatto con il presidente Zaia, con i nostri prossimi ospiti potrete avere un filo diretto. A loro la redazione porrà le vostre domande e le risposte le potrete seguire in diretta attraverso il sito A3 News. Meno preconfezionato, meno predigerito e molto più sulla notizia.